Esordio con il botto per mister Gritto, 7-1 alla sua primissima partita con la sua nuova squadra. Mister, un giudizio sul match? Oggi è stata una bella partita da parte nostra, era la prima da me come allenatore, ho visto i ragazzi molto buoni messi in campo, soprattutto con tanta voglia di fare il risultato. È una squadra che ha bisogno di un po' di incoraggiamento e oggi ho visto in tutti i reparti la squadra che ha brillato veramente. Questa deve essere la squadra, costruttiva e decisiva. Oggi lei ha dato tanto minutaggio un po' a tutti quanti. Quanti messaggi ha ricevuto adesso dalla sua squadra? Ma tantissimi, gliene do. Durante la settimana ne parliamo, riproviamo sugli allenamenti, le giocate, fase possesso, fase non possesso. La mia squadra è composta da grandi giocatori, però tutti assieme devono avere la possibilità di giocare sempre e non mai abbandonare il proprio ruolo, perché se stai fuori dal pezzo allora è difficile fare risultati. Oggi è stata veramente una grande partita per gli Emiri. Tra i tanti giocatori un po' rinati adesso, dopo questa partita, c'è Rinicella, un portiere di lusso per questa categoria. Ma io non avevo dubbi perché Nicolò Rinicella è un grande portiere. Certo siamo andati nelle altre partite un po' male in difesa, brutti interventi, mancanza di raddoppi, indecisioni non messe bene, però oggi la difesa veramente ha risposto bene. Su tutti i reparti ho visto che la squadra non si è tirato indietro, anche quelli che giocavano poco, oggi li ho fatti giocare, hanno risposto bene, i vari Fortunato, Furia, Naccari. Oggi è stata una bella partita, ma contro una squadra veramente di buon equilibrio, non perché Marsala è stato scarso, no, noi abbiamo fatto la grande partita e oggi gli Emiri hanno dimostrato che non meritano quel posto in classifica. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Favignana, un'andata con un risultato forse che non vi aspettavate, anche se non c'era in panchina. Adesso le chiedo come la preparerete e se penserete a quella gara di andata anche riguardandovi gli errori di quella partita. Ma oggi ripasseremo, durante la settimana, prossima settimana ripasseremo tutti gli errori, ripasseremo anche i valori anche degli avversari, mai avere veramente rispetto sempre per l'avversario, ma mai paura. E i miei giocatori gli ho filtrato questa cosa in testa tra di loro. Voi dovete avere sempre rispetto per gli avversari, ma mai paura, perché siete forti, ma lo dovete dimostrare là dentro, col collettivo, col gruppo e soprattutto col coraggio, perché poi i messaggi miei, le direttive mie arrivano. E oggi si è visto qualcosa di più negli Emiri. Oltre al risultato abbiamo visto una squadra che ha dettato gioco, che ha messo alle corde, le ha messi veramente in difficoltà il Marsala.